E Mauro, ti ringrazio a nome di tutti tantissimo, e ringrazio anche gli altri amici, colleghi dell'Apple, che tutti gli anni ci accogliete qua in questi bellissimi concerti che facciamo. È una grande soddisfazione, perché c'è un pubblico unico, veramente, non lo diciamo tutte le volte, ma qua si può dire davvero. Vi rubo solamente un secondo, perché noi canterini ci tenevamo stasera a fare una cosa. Vieni Leonardo, vieni un secondo. Volevamo dire questo: noi ci siamo chiamati sempre in questi 20 anni di attività i giovani canterini di Sant'Olcino. Poi abbiamo rimosso l'aggettivo giovani, perché ci siamo resi conto che non era più consono alla natura, diciamo, delle cose, che è l'ossidazione naturale, quindi ora ci chiamiamo canterini, quindi basta. Ora che è venuto Leonardo ci chiamiamo di nuovo i giovani canterini, perché si abbassa la media, quindi è solo un discorso di vita matematica. Però non a caso, adesso vogliamo fare due parole. La cosa è questa: noi tutti, quelli che stasera hanno cantato qua, hanno utilizzato la loro voce per cantare. La nostra voce in questo oratorio è veramente la musica prima della musica, cioè è veramente, quello che si sente in queste occasioni è una cosa che va al di là delle note che si producono qui, c'è qualcosa di diverso. Ogni volta che c'è un evento musicale dove ci sono persone che prevalentemente usano la propria voce per dare vita a questi eventi, c'è qualcosa di bello, di veramente bello. Gli strumenti sono tutti belli, ma la voce penso che sia quella che è collegata direttamente al nostro, non ci sono mediatori, non c'è niente, no? Allora Leonardo, noi questa sera volevamo consegnarti il nostro stemma, che è questo qua, che abbiamo tutti quanti in casa. Questo è un tagliardetto che noi diamo quando siamo ospitati da qualche parte, quindi stasera non ti tocca a te, scusate adesso, sarà per la prossima volta. Però allora, questo non è il segno del fatto che noi abbiamo ospitato te, e non è neanche il segno dell'impegno che tu dovresti profondere nel nostro gruppo, ma è veramente l'impegno che invece assumiamo noi a farti cantare con noi. Quindi non vorremmo che finisse questa cosa veramente, perché è iniziata davvero bene, e quindi questo stemma è nella casa di tutti noi canterini, ognuno di noi ha questo stemma, e c'è un orso disegnato, perché siamo orsi. Non so se lo sapevate, Sant'Olcese è il paese dell'orso. C'è questa storia che praticamente un orso molto cattivo sia uscito da un bosco lì vicino mentre Sant'Olcese costruiva la chiesa servendosi due buoi, e questo orso ha azzannato un bue e lo ha ucciso. Allora Sant'Olcese, che era già, diciamo, direttamente collegato con la direzione, ha preso l'orso e l'ha messo al posto del bue. Noi l'abbiamo messo qua perché noi, come l'orso, tiriamo la carretta tutti i giorni, così ce lo ricordiamo. Bene, a parte gli scherzi, grazie davvero, perché è un